Buonasera a tutti, iniziamo il convegno visto che cerchiamo di essere puntuali anche perché c'è la diretta sui canali social della fiera, quindi grazie per essere intervenuti. Questo convegno parleremo dell'esperienza del portale del Legno Veneto, un portale che è stato voluto dai vari partner del progetto con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta del legno e quindi a livello veneto dare la possibilità di avere l'incontro tra la domanda e l'offerta e quindi naturalmente favorire le filiere della nostra zona. Un ringraziamento particolare ai reattori che intervengono dopo di me per la presenza. Non è presente, ma ringrazio fin d'ora il dottor Nicola Dell'Acqua, che era tra gli invitati tra i relatori, ma come sapete è stato nominato anche vicecommissario per l'emergenza in Ucraina e quindi ha sicuramente delle cose più importanti in questo momento da affrontare e quindi gli portiamo i nostri ringraziamenti. È sostituito oggi qui al convegno dal dottor Federico Correale, Veneto Agricoltura, direttore di unità operativa gestione foreste demaniali regionali e centri forestali. Poi abbiamo con noi il dottor Biasi, in rappresentanza della Camera di Commercio, responsabile del settore regolazione e tutela del mercato, l'assessore del Comune di Belluno all'ambiente Alberto Simiele, poi interverranno successivamente, quindi li presenteremo più nel dettaglio. Avremo collegata la sindaca del Comune di Lusiana Conco, che partecipa a questa esperienza del portale, e infine ci sarà l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente, al clima, alla protezione civile e al dissesto idrogeologico Giampaolo Buttacci. Quindi degli interventi molto importanti che si seguiranno questa sera. Ricordo che il progetto del portale Legno Veneto è stato voluto da Confartigianato, è stato voluto e rappresentato qui dalla Presidente Claudia Scarzanella qui al mio fianco, ma tra i partner abbiamo il TESAF, AIEL, la Camera di Commercio appunto di Treviso e Belluno, il Consorzio Imprese Forestali del Triveneto, Eco Dolomiti, T2I e credo di non aver dimenticato nessuno. E ho la legge. Bene, allora direi di iniziare dando la parola per i saluti alla Presidente Claudia Scarzanella, Presidente di Confartigianato in Paese Belluno. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Un ringraziamento particolare all'assessore Bottacci che nonostante i numerosi impegni e soprattutto queste giornate veramente di fuoco è comunque voluto essere presente con noi, quindi grazie. Un grazie anche alla mia collega Paola Zanotto che è la Presidente del Legno Arredo per la Confartigianato del Veneto. E un grazie a tutti i relatori già nominati dal dottor Masso, quindi non mi ripeto. La cosa che io vorrei lanciare come importante obiettivo di questo incontro è innanzitutto mi piacerebbe che oggi facessimo una sintesi ma che mettessimo anche un primo tassello per partire e ripartire. Quindi avrei piacere che si potesse capire se effettivamente su questo portale la Regione vuole scommettere, se questo portale è effettivamente una cosa che vogliamo promuovere tutti insieme, ma ovviamente con il supporto della Regione, e se c'è appunto la volontà anche di capire quali sono eventualmente le necessità da parte dei comuni, delle amministrazioni, per poter poi far crescere, diffondere l'utilizzo di questo portale, perché diciamo che il progetto è sicuramente importante ed è partito, adesso però bisogna riempirlo di contenuti
e quindi chiaramente il nostro impegno ci sarà, però è chiaramente indispensabile che la Regione e Veneto Agricoltura in questo caso diano veramente un sostegno fondamentale proprio per quello che sarà il proseguio. Credo che quello che noi ci aspettiamo come operatori del legno da questo portale, che al di là del contenuto del portale, che per me è assolutamente valido, è comunque è un esempio di modalità per mettere insieme le persone, farle incontrare e anche iniziare a fare rete, a fare squadra. È per questo motivo che oggi abbiamo voluto fortemente questo incontro, perché se manca un pezzettino della filiera, veramente non sta in piedi nulla. E quindi gli operatori devono esserci, dovranno imparare a fare squadra. Dall'altra parte però noi abbiamo un estremo bisogno di avere un riferimento in regione e iniziare un dialogo fondamentale, perché veramente c'è da partire da zero. Partire da zero perché la foresta è comunque un elemento fondamentale per questo territorio e ormai l'abbiamo detto in tutti i modi. La foresta sta vivendo un momento di particolare difficoltà, dopo Vaia abbiamo visto gli incendi, difficoltà comunque di gestione, tante volte insomma il gioco non vale la candela per fare gli interventi. Abbiamo adesso una legge della montagna che ci sta dando un miraggio insomma sui crediti di carbonio, vediamo come andrà a finire, però ecco, per noi la cosa più importante in questo momento è davvero intessere un dialogo con la regione. Al di là di quelli che sono gli input che derivano da Roma, quindi la strategia forestale nazionale, il testo unico forestale, che sono tutti, è tutto materiale che poi va recepito dalla regione e va lavorato insieme agli stakeholder del territorio. Credo che stiamo vivendo un particolare momento dove c'è uno squilibrio totale tra acquisti, vendite, prezzi, e quindi credo che un riferimento che racchiude tutti gli anelli della filiera, inclusa la regione, credo che possa veramente essere un portale dove si fa sintesi anche su questi grandi temi che sono quelli dei prezzi. Veramente siamo allo sbando, lo dico, e quindi l'auspicio è che questo portale possa crescere e diventare veramente anche un incubatore di nuove idee, come per esempio quella della Borsa del Legno. Al di là dell'esperienza di Federlegno, io credo che noi abbiamo bisogno anche di una borsa della materia prima, del tronco, dei segati, perché in questo modo renderemo anche molto trasparente quello che è il mercato del legno, che in questo momento invece purtroppo ognuno sta un po' facendo un po' come vuole ed è molto pericoloso. Vi faccio solo un esempio. Non posso sentire persone che mi dicono tu vendi a 500, se poi me lo chiedono ancora vuol dire che il prezzo è basso, ma non si fa così. Cioè, non è che possiamo essere in Africa a vendere tappeti, a fare gli scambi. Cioè, io credo che veramente questa materia prima ha un valore e dobbiamo darglielo il valore. Ma come facciamo a darglielo se veramente siamo completamente sconnessi e brancoliamo nel buio? Ecco, io credo che questo portale possa essere finalmente una luce, un punto di incontro da qui al futuro. Io veramente ci credo, perché credo che da qui si debba partire per iniziare a dare veramente un valore a questa materia prima. In questo modo si può incentivare ovviamente ad operare nella foresta e ad intervenire in maniera sostenibile nella foresta, e automaticamente si dovrebbe creare, e lo dico, sottolineo automaticamente, un interesse da parte delle aziende locali, e quindi
quella famosa filiera corta del legno di cui tanto si parla e abbiamo parlato, che però concretamente, se non c'è un punto di incontro importante con la forza della regione, non riusciamo veramente noi operatori a trovarci, perché ci manca proprio il capisalvo di un ruolo istituzionale. Quindi ecco, io capisco che il tema non è semplice e io penso che non tutte le risposte possano essere date questa sera, però queste sono le problematiche noi operatori del legno, e quindi io spero insomma che questo sia veramente l'avvio di un dialogo costruttivo e positivo con la regione e Cultura. Pertanto ringrazio ancora della vostra presenza, oltre alla Camera di Commercio che ha sempre fatto da collante, e con il dottor Biasi che insomma si è molto speso in questi anni per cercare di rendere concreto questo portale. Vi ringrazio molto, auguro buon lavoro, mi scuso se mi sono dilungata, ma davvero credo che questa sera tutti noi vogliamo tornare a casa con un po' di risposte da mettere poi domani a frutto per iniziare insomma per continuare a crederci. Grazie mille, buon proseguimento. Grazie a Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno. Ora darei la parola al dottor Federico Correale, appunto di Veneto Agricoltura. Grazie. Grazie per l'invito e come già anticipato io questa sera rappresento proprio saluti del nostro direttore Nicola Dell'Acqua, che si scusa molto per non poter essere presente, ma ha anticipato negli ultimi giorni diciamo che la sua agenda si è modificata in maniera abbastanza sensibile visto l'incarico sul tema dei profughi ucraini che ha assunto. Allora, io parto un attimo da una delle frasi che ho sentito dalla Presidente, partiamo da zero. Allora, è vero ma anche no, nel senso che nel caso specifico del portale sul legno direi che non partiamo da zero, partiamo da uno strumento che in questo momento assolutamente non si può dire maturo, ma realizzato, che ha superato la fase di testing e che è già utilizzato. Di questo tema si è già parlato in altre sedi. Io ricordo che in particolare nell'agricoltura su carico della regione, l'agricoltura è comunque un braccio operativo della regione sul fronte tecnico, quindi è anche tenuta in qualche modo a raccogliere quelli che sono i sentire delle filiere produttive del settore primario nel Veneto. Lo fa su indicazione della regione mediante l'organizzazione di tavoli tematici, tavoli tecnici tematici sui settori chiave del primario nel Veneto. Il primo tavolo che è partito dopo il tavolo Foresta Legno è, come molti di voi forse sanno, la prima diciamo, tornata di questo tavolo si è conclusa l'anno scorso e con un'analisi SWOT abbastanza direi accurata di quelle che sono le esigenze, le problematiche, le criticità che si evidenziano in questa filiera, che ne ha tante, inutile negarselo. E uno dei temi che è venuto fuori, uno dei temi importanti che è venuto fuori è proprio questo, cioè di in qualche modo porre una regola, ma una regola non costringente al mercato, ma una regola che consenta di valorizzare un mercato che ha delle potenzialità che tutti noi pensiamo siano molto superiori a quelle attualmente espresse. Potenziare il valore del legno e del suo mercato significa dare valore anche a tutti gli operatori, a partire dai proprietari pubblici e privati del bosco, per arrivare alle imprese che operano nel bosco, nella gestione, nell'utilizzazione, fino all'ultima trasformazione e a quello in cui l'Italia è, direi, forse maestra a livello mondiale, che è quella poi del prodotto finale, che spesso non vediamo magari neanche nelle nostre realtà, ma che fa brillare un po' il nostro ingegno. Ecco, collegare questo e dare trasparenza al mercato è uno degli input che è arrivato dagli operatori in maniera chiara e netta. Allora, ricordo perfettamente, nella riunione conclusiva del tavolo si parlò del portale,
portale Ligneo Veneto viene evidenziato come un esempio, una best practice da seguire e da valorizzare, e allora ricordo si parlò della necessità di interagire. Allora io ovviamente non posso, per esempio anche l'assessore, sostituirmi a quelle che sono le strategie della regione sulle filiere commerciali, sulle politiche. Quello che posso dire è che l'agricoltura, per quanto riguarda uno strumento di questa importanza, che è già tra l'altro attivo con realtà simili in altre regioni, è in qualche modo disponibile a confermare la sua disponibilità, espressa anche dal direttore, a lavorare su questo progetto. Lavorare su questo progetto in particolare cercando di essere vicino agli operatori e sostanzialmente su tre fronti che sono quelli che sono alla nostra portata. Il primo è quello che potremmo definire una baseline. Io come responsabile della gestione dei boschi demanisti ritengo che questo non è avvenuto fino ad ora, ma dovrà avvenire nel futuro. Abbiamo parlato nell'altra sala delle problematiche legate a Vaia e a quello che in qualche modo ha dato evidenza, che trina a quelli che sono i limiti di questa filiera da noi. Ecco, dal punto di vista commerciale ovviamente l'intenzione è quella di ricaderire. Noi stessi assegniamo dei lotti e parete ovvio che nella gestione delle nostre vendite di lotti ci apportiamo al portale. Questo sarà garantito nel futuro. Stiamo tornando all'assegnazione di lotti ordinari dopo la straordinarietà di Vaia e l'intenzione è quella di appoggiarsi al portale. Il secondo elemento è quello della formazione e divulgazione. L'input che arriva è che lo strumento è uno strumento efficace ma ancora poco diffuso, poco praticato, anche se appunto già pronto per un utilizzo su larga scala. Ecco, su questo fronte, soprattutto sul fronte della formazione tecnica, cioè del trasferimento delle modalità di uso del portale a coloro che potenzialmente sono beneficiari, quindi in primis i comunali, piuttosto che le regole, piuttosto che tutti coloro che potenzialmente sono titolari di materiale che deve essere messo sul mercato. Terzo elemento, evidentemente, questo è tutto da considerare un accordo, è quello anche di entrare direttamente nella collaborazione, nella gestione e mantenimento del portale, una cosa su cui il direttore si era leggermente sbilanciato in occasione del tavolo e che riconferma essere un'intenzione ovviamente nelle modalità, nelle condizioni che si potranno definire con coloro che in questo momento stanno gestendo il portale e soprattutto secondo le indicazioni che via via verranno date anche dall'amministrazione regionale. Ecco, questa è un po' la posizione. Concludo dicendo che quello che è stato detto è tutto vero. Il mercato del legno ha da guadagnare in modo veramente sensibile dall'utilizzo di questi strumenti, perché non è solo un modo per piazzare meglio il prodotto legno. Se un portale del genere viene utilizzato massivamente, capite bene che diventa un elemento di costruzione del prezzo. Il prezzo diventa trasparente, diventa un prezzo reale, non un prezzo che di volta in volta oscilla a seconda dei luoghi. Andiamo a superare un po' un localismo del commercio del legno che in qualche modo ha soffocato un po' l'evoluzione di questo comparto nel nostro paese, perché non è solo Veneto, ma qui nel Veneto ci sono delle eccellenze potenziali. E quindi io credo che questo sia veramente uno strumento che debba essere in qualche modo spinto, perlomeno da un punto di vista dell'utilizzo e del suo sviluppo futuro, anche da un punto di vista delle informazioni che se ne possono trarre. Sapete, l'anno scorso siamo usciti con il primo rapporto sulle foreste del Veneto e vi assicuro che raccogliere informazioni è stato un lavoro veramente ponderoso. E io credo che strumenti di questo tipo possano essere una fonte costante di informazioni, perlomeno per quanto riguarda gli aspetti che vanno in qualche modo dal punto di vista cronologico dopo la fase di utilizzazione boschiva. Ecco, vi ringrazio e ascolto con molto interesse gli interventi che seguono.
grazie al dottor Correale che ci ha fatto capire che i presupposti ci sono tutti per l'utilizzo di questa piattaforma e che Veneto Agricoltura è a fianco di questo progetto, quindi fa piacere sicuramente questa cosa, c'è sicuramente da lavorarci, ma direi di entrare ora nel dettaglio proprio del portale con il dottor Antonio Biasi della Camera di Commercio di Treviso Bologna. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il mio obiettivo è quello di trasferirvi un po' quelle che sono le funzionalità di questo portale e dare anche dei risultati molto di operatività, perché appunto come si diceva il portale è operativo ormai già da un anno e anch'io sono abbastanza ottimista sull'uso del portale, perché se consideriamo che un anno fa non c'era questo strumento, già partiamo avvantaggiati. In una serie oscura di siti, mini siti dei comuni che bisogna andare a recuperare il bando, l'amministrazione trasparente, il giro pubblico invece sotto altre forme, eccetera, già il fatto di avere una piazza unica e visibile da tutti è già un successo a prescindere. Però gli sforzi fatti da tutti i nuovi partner hanno portato anche dei buoni risultati che ora vi illustrerò. Allora, stiamo parlando del portale legnoveneto.it. Gli obiettivi del portale sono favorire l'incontro sulla piattaforma digitale tra domanda e offerta dei prodotti per la filiera del legno, facilitare l'accesso alle imprese alle gare d'asta svolte da enti pubblici o enti privati, riducendo i tempi e i costi per le imprese. Aspetto che così vedete anche le slide sul mondo. Il portale vuole essere una vetrina a livello globale per il legname veneto, valorizzando le eccellenze dei prodotti locali, aumentare la commercializzazione dei prodotti e servizi legati alla filiera foresta legno attraverso la pubblicazione di annunci gratuiti. Creazione di una borsa del legno che possa fotografare in ogni momento la negazione dei prezzi dei diversi assortimenti del legname. Vantaggi dell'iscrizione al portale. Allora, per gli enti pubblici c'è la possibilità di pubblicare sul portale gli esperimenti d'asta e lotti boschivi gratuitamente. La possibilità di avere maggiori ricavi dalla vendita di lotti grazie ad un più ampio ventaglio di imprese che propongono offerte a rialzo. Possibilità di ricevere la newsletter mensile per rimanere aggiornati sull'andamento del mercato e sulle novità del settore, e ricordo che l'iscrizione al portale è sempre gratuita e non è vincolante. Quali sono i vantaggi per le imprese e anche per i privati? La possibilità di ricevere una notifica via mail ogni volta che viene pubblicata una nuova asta, la possibilità di pubblicare annunci gratuiti per la vendita e la ricerca di prodotti e servizi del settore foresta-legno, la possibilità di ricevere sempre le newsletter mensili con notizie e eventi relativi sempre al comparto. Anche qui l'iscrizione è sempre gratuita. Ora vediamo un po' come si presenta la page del portale. Il portale è distinto in 4 sezioni: la sezione delle aste, la bacheca delle imprese, la borsa del legno e il news. Allora, la sezione aste è quella principale e la più importante. Si presenta con l'elenco delle aste in corso e quelle scadute. È possibile visualizzare ogni asta con i relativi lotti e documenti allegati, nonché la posizione geografica e le fotografie di ogni singolo lotto. All'interno dell'asta sono visibili i contatti di riferimento del funzionario comunale addetto all'esperimento di gara. I risultati delle aste sono poi visibili nel report riepilogativo disponibile in home page. Anche quello di fare una rendicontazione di quelli che sono gli esiti è già anche un obiettivo del portale, e in questo modo riusciamo a capire i prezzi di aggiudicazione e si possono sviluppare anche tutti i report sull'andamento dei prezzi. La sezione bacheca alle imprese invece presenta la possibilità per le aziende di presentare un elenco di annunci di prodotti e servizi offerti dal settore foresta-legno pubblicati gratuitamente dai privati e dalle imprese. Ogni annuncio contiene anche qui una descrizione del prodotto o servizio, un'immagine del prodotto e i contatti di riferimento dell'inserzionista. È possibile inoltre filtrare gli annunci selezionando i tasti Vendesi e Cercasi. Andiamo infine alla terza sezione, che è quella della borsa del legno. In collaborazione con l'Università di Padova
è stata sviluppata una procedura di raccolta di dati al fine di avere una fotografia istantanea del mercato del legname del Veneto e dei prezzi di ogni singolo assortimento. La Bosella sarà utile per regolare il mercato e per valorizzare i prodotti della filiera e risponde ai requisiti di trasparenza e pubblicità anche dei prezzi, proprio per rendere il mercato più competitivo. I valori inseriti forniscono un'importante banca dati, questo è indubbio, perché raccogliere questi dati singolarmente è sicuramente molto dispendioso. Infine c'è una sezione news in cui sono elencate le notizie relative a tutto ciò che riguarda il settore forestalegno, in particolare le notizie che hanno risvolto a livello regionale o locale, nonché notizie relative a incontri, seminari tematici. Ogni mese abbiamo inviato agli iscritti una newsletter, siamo arrivati alla numero 9, quindi questo è il servizio continuativo che ha intenzione di appunto proseguire nel tempo. In futuro questa sezione potrà arricchirsi di ulteriori contenuti sull'andamento del settore boschivo forestale e sui prodotti correlati ai benefici della filiera corta. Vediamo ora come si accede. Il portale è abbastanza intuitivo e abbastanza semplice come metodologia. Appunto sulla home page in alto c'è la possibilità di accedere registrandosi. Ricordo che la registrazione è gratuita. Si può accedere come impresa, come privato cittadino in una sezione, oppure come ente pubblico o regola, perché le regole le abbiamo assimilate all'ente pubblico essendo enti venditori, in un'altra sezione. Ovvio che la registrazione come ente pubblico dà la possibilità di caricare i lotti e gestire le gare, mentre le imprese hanno la possibilità di poter gestire, diciamo, fare offerte e visualizzare i contenuti del portale. Ci sono delle aree riservate con i dati, le foto, le aste, io qui sorvolerei, magari questa presentazione poi la mettiamo anche sul portale, così è utile anche per il pubblico in generale. Ogni sezione appunto presenta tutti i dettagli dell'asta, gli allegati, il formato PDF e nell'otto si specifica esattamente la tipologia di legnami, la modalità di vendita, la tipologia dell'assortimento, la quantità netta, il prezzo base, se è certificato IFSC oppure FSC, il termine di esecuzione dello sgombero, insomma tutta una serie di dati che prima venivano descritti sulla carta. E questa è la grande novità del portale. In questo momento le aste sono espresse con un bando ancora PDF, ma siamo già pronti con il modulo per le aste digitali. Di cui dicevamo prima, dovremo fare una formazione per i funzionari dei comuni per poter rendere l'occhio di queste nuove funzionalità che sono comunque molto semplici da gestire. E quindi nel momento in cui partono le aste digitali sarà possibile per le imprese presentare l'offerta a livello digitale. Andiamo avanti. Questa è la parte relativa agli annunci gratuiti per le aziende, quindi è una delle 4 sezioni del portale che dà la possibilità alle aziende private di poter vendere in autonomia i loro prodotti senza che il portale influisca sulla compravendita, è solo una vetrina di pubblicità. Anche qui hanno possibilità di caricare la foto, l'oggetto e il riferimento di contatto. Ecco, andiamo nella parte, diciamo, ora dei numeri. In questo anno gli utenti registrati sono stati 233. Di questi 233 soggetti, 160 sono imprese del settore forestale. Il 55% sono imprese di prima lavorazione, il 23% di seconda lavorazione, il 2% di prima e seconda lavorazione, il 3% del comparto mobile arredo e il 17% aziende che svolgono altre attività inerenti alla filiera del legno. Gli enti pubblici già registrati e operativi sono 37, 12 comuni della provincia di Belluno, 6 comuni della provincia di Treviso, 9 di Vicenza, 1 di Padova, 1 di Rovigo e 8 regole della provincia di Belluno. Poi ci sono privati cittadini non classificabili nelle due istituzioni che ho detto prima e sono ulteriori 36 soggetti. Io sono molto ottimista sull'uso del portale perché il portale più si usa più
come dire, si incrementeranno questi numeri perché sarà la piazza dedicata al mercato del legno. Andiamo a vedere il report di consultazione del sito dopo 14 mesi. Allora, da Google Analytics i nuovi utenti sono stati 2437, di cui 2411 utenze fisiche individuali. Gli utenti unici di ritorno che hanno frequentato più volte il sito sono 1142. Il tempo medio di coinvolgimento per sessione, che sarebbe il tempo in cui un utente rimane sul sito a consultare le varie pagine, è di 5 minuti e 23 secondi, quindi sono soggetti che vanno a leggere, vanno a vedere, si informano, scaricano documenti. Il totale delle visualizzazioni delle pagine del portale in questi 14 mesi è di 30.292 visualizzazioni. La percentuale delle visualizzazioni è divisa con un 94% in Italia e un 6% all'estero, di cui la maggior parte negli Stati Uniti. Andiamo a vedere ora le aste che abbiamo gestito in quest'anno. Le aste sono state 15 per 40 lotti complessivi. Hanno partecipato 7 comuni e una regola. Il prezzo base d'asta complessivo di tutti questi 40 lotti è stato di 879.000 euro. Il prezzo di aggiudicazione complessivo 1.075.000 euro. Quindi c'è stato un incremento degli importi medio del 22%, che è un dato reale certificato, perché prima questi dati non c'erano, bisognava andarsi a fare la telefonata comune per comune per capire come erano andate le aste. La quantità netta totale di legname venduta è 289.680 quintali, di cui 22 lotti di resinose vendute per 11.245 metri cubi e 18 lotti di faldo venduti per 227.827 quintali. Quindi, a distanza di un anno, grazie all'apporto poi di tutti i partner del progetto, ora il progetto finirà il 19 di aprile, questi sono i risultati concreti che portiamo a questo tavolo. C'è ora l'interesse per tutti a far sì che ora questo portale possa continuare e possa aumentare le sue potenzialità che sono già emerse in questo anno di attività. Grazie per l'attenzione. Grazie al dottor Antonio Biasi della Camera di Commercio di Reggio Belluno che ci ha fatto vedere come questo portale sia una realtà già funzionante e con anche dei numeri interessanti, che può essere solo che estesa nella sua operatività, come diceva il dottor Biasi, per diventare la piazza del commercio del legno. È una cosa molto interessante, naturalmente va divulgata agli operatori, in particolare ai comuni, e per questo abbiamo pensato di invitare l'assessore all'ambiente del comune di Belluno, Alberto Simiele, che vi invito a raggiungerci, grazie, che è uno dei comuni iscritti aderenti al portale. Grazie. Buonasera a tutti, sono onorato di visitare la sezione di Belluno, presieduto del sindaco Massaro. Questo portale sicuramente è una iniziativa, è uno strumento utilissimo per i comuni. Sappiamo che prima bisognava fare la pubblicazione dell'asta del territorio, aspettare le offerte, eccetera, eccetera, ma spesso queste richieste non possono veramente consultare il portale di tutti i comuni. E quindi sicuramente la piazza la vedo con questo sistema, non sto quello che è stato fino adesso, aumenta appunto la possibilità di incontro, produttori e acquirenti. Ecco, questo penso che sia utile perché è necessario che nel territorio rimanga il massimo possibile del valore aggiunto. Noi sappiamo che con il 8% della superficie italiana a boschi e foreste importiamo l'80% di legno. Se questo dato
potesse cominciare a invertirsi, sarebbe un ottimo risultato. Come vedete che uno, piccolo escursus, l'ultimo grande asta è stata fatta per il Meredale, dopo Gaia. Abbiamo venduto finora 18.000 metri cubi e devo dire che sono tutti fortunati perché diciamo che fatta l'asta nei primi anni del 19 si è potuto aspettare un prezzo molto male. Poi abbiamo dovuto rinegoziare il contratto perché il Covid, le imprese avevano sospeso, l'investimento della materia prima, eccetera, eccetera, si è potuto ad abbassare il prezzo, ma possiamo insomma dire che siamo soddisfatti, anche perché questi soldi verranno investiti nelle GAI principalmente. Un'altra cosa che penso è che i comuni possono anche allegarsi per un'asta e arrivare alla massa critica, cioè invece di piccoli lotti, fare riunirli in un'unica offerta e quindi dare un prezzo più conveniente. L'emergenza che adesso sta andando avanti è quella del postrico, penso che c'è stata già un intervento oggi, ma anche qui l'ultima legge di bilancio ha un capitolo sulle azioni di carattere silvicolturale urgenti, in cui si dà conferma che le regioni possono provvedere in luogo in caso di inerzia oppure dei cosiddetti terreni silenti in cui non si riesce a travare il proprietario e quindi operare unicamente sostitutivo sia per l'emergenza ma anche per la valorizzazione del patrimonio estivo in generale. Noi abbiamo visto, dal tono visuale degli assessori dell'amministrazione, abbiamo delle richieste dei cittadini non di tipo economico, nel senso che sappiamo bene che se il comune acquisisce risorse dal suo patrimonio è benissimo, però il cittadino ci interpella perché il sentiero non è accessibile, perché non può andare a farsi in giro mai, perché è attento all'aspetto ambientale, all'aspetto della fruibilità del bosco. Io penso che questo sia anche che il mantenimento del bosco contribuisce anche a questi aspetti. Poi un altro problema che viene dal basso, diciamo così, è il problema delle biomasse. Le biomasse per piccole quantità sappiamo che possiamo rivolgerci a Bellunum come rifiuti ufficiali, però diciamo che i piccoli fondi che si trovano magari questi quantitativi non riescono a smaltire e questo strumento per portare potrebbe essere utile a collocare questo materiale. Adesso il momento non è sicuramente favorevole, vista la grande quantità di biomassa che è presente, quindi il mercato sarà difficile. Però nel futuro io immagino che non ci sia più il piccolo coltivatore che fa il robo, il resto è tutto, oppure se no che deve arrangiarsi in tutti i modi per mantenere
suora Wandi. Se mi permettete un attimo ancora, visto che c'è anche la Regione, noi sempre per la gestione del patrimonio positivo abbiamo avuto degli incontri sulla possibilità di creare dei consorzi per la gestione del patrimonio positivo. Ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, ma io credo che forse serve un'apertura di mentalità da parte di noi amministratori, perché i consorzi sono strutture di regime privatistico e quando si entra in quel campo, secondo me, l'amministratore ha paura di perdere il controllo e quindi diciamo che al momento siamo ancora in fase di stand-by. Utile invece che stiamo cercando una condizione per la gestione di forma sociale del servizio di guardia estiva, quindi per scambiare orari, prestazioni per la guardia costiera. Sarebbe già un gran risultato. Concludo dicendo che siamo perfettamente d'accordo sull'utilità dello strumento e pensiamo che la Regione debba fare la sua parte di promozione di questo strumento e legate a forme di aggregazione per la valorizzazione del patrimonio positivo. Grazie. Grazie all'assessore all'ambiente del Comune di Belluno che ci ha portato la sua testimonianza e la sua opinione su questa iniziativa. Naturalmente ci sono altri comuni, come avete visto dalle slide precedenti, che hanno aderito al portale e auspichiamo naturalmente che possa essere diffuso anche negli altri comuni che mancano ovviamente. Avevamo previsto anche il collegamento della sindaca del comune di Lusiana Conco, che però non è al momento collegata, quindi vediamo se poi arriva, casomai la facciamo collegare più tardi. Grazie. E quindi inviterei a raggiungermi, e lo ringrazio tanto di essere qui con noi, l'assessore regionale Giampaolo Mottacci, assessore all'ambiente, al clima, protezione civile, dissesto idrogeologico. Grazie assessore, che naturalmente potrà farci una panoramica sulla situazione del legno nella nostra regione, sicuramente lui ne ha conoscenza. Poi approfittiamo anche per chiedergli perché ha dovuto affrontare sicuramente l'ennesima emergenza in questi giorni legata agli incendi boschivi, che comunque è un tema che si collega a quello che stiamo parlando oggi, quindi sentiamo direttamente dalla sua voce com'è la situazione e cosa è successo. Prego, Assessore. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ringraziamento a Claudia Scazzamenda che mi ha invitato, mi ha telefonato per tempo chiedendomi la grazia di essere presente e quindi oggi ho cercato di fare il possibile, anche l'impossibile, per essere presente. Perché ovviamente oltre all'emergenza ucraina che viene gestita anche dalla protezione civile, io ho anche l'emergenza incendi boschivi, quindi era veramente difficile essere presente qui oggi, ma non potevo mancare perché l'iniziativa è importante. Come aggiornamento sugli incendi, diciamo che per quanto riguarda l'aspetto relativo all'incendio di Fontonia, la situazione è nettamente migliorata rispetto a ieri, anche se il fuoco non è spento e quindi si continua ad operare, si continuerà anche domani. A terra non è possibile, si è trovato questa mattina, ieri siamo riusciti a entrare, però oggi era difficile avere vari e quindi si continua con il velivolo. Per quanto riguarda invece l'incendio di Soffranco, delle zone Soffranco-Ligne, la situazione sembrava volgere meglio questa mattina, poi si è levato il vento, la situazione è peggiorata sensibilmente, poi ci si è messo in mezzo anche un guasto a un aereo, è dovuto rientrare, quindi il tempo di riuscire l'aereo non è aiutato. Però si continua a lavorare e consentitemi un ringraziamento particolare
ai miei collaboratori, in modo particolare ai DOS, che sono i direttori delle operazioni di spegnimento. Pochi lo sanno, ma dal 2000 la gestione degli incendi boschivi, il coordinamento è in capo alle regioni. E quindi io li ringrazio perché sono sul campo e stanno coordinando. Coordinare vuol dire anche dare le indicazioni ai piloti degli aerei su dove sganciare l'acqua, e questo significa efficacia. Devo dire che abbiamo questi due incendi piuttosto rilevanti con i quali stiamo combattendo. Però devo anche ringraziare, oltre ai DOS che stanno intervenendo oggi, e ai volontari di incendio boschivo, perché sul fronte fiamma ci sono persone che sono volontari, anche questo pochi lo sanno, sono volontari di protezione civile che hanno fatto dei corsi particolari appunto per l'incendio boschivo e stanno intervenendo in condizioni proibitive da alcuni giorni. Direi da alcune settimane, perché oggi noi vediamo questi incendi che sono grossi e che ci stanno preoccupando, ma nelle settimane scorse abbiamo avuto parecchi incendi boschivi, vista la situazione di siccità, ma che sono stati immediatamente spenti grazie alla rete e alla macchina regionale di lotta attiva agli incendi boschivi. Possiamo contare su oltre 1000 volontari preparati su questo fronte, abbiamo i direttori delle operazioni di spegnimento che sono bravissimi e abbiamo una macchina che nel momento in cui ci viene dato l'allarme si mette in moto immediatamente. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, lo dico perché quelli non si vedono, non fanno notizia. I incendi vengono spenti immediatamente, poi a volte, tra le condizioni meteo e alcune situazioni particolari, ovviamente le cose si complicano. Ci sono incendi in tutto il nord Italia, sono stato prima il direttore della protezione civile, il direttore dell'emergenza della protezione civile nazionale, e quindi abbiamo il nord Italia che è particolarmente impegnato su questo. Chiusa la parentesi informativa aggiornata. Non potevo mancare, dicevo, perché è un tema importante, perché oltre ad avere una serie di deleghe sono anche bellunese, e da bellunese sappiamo, i bellunesi sono presenti, vedo parecchi, che i territori montani hanno delle risorse. Hanno la risorsa turistica sicuramente, abbiamo puntato su questo, quindi particolare umanità. Abbiamo la risorsa idrica, perché l'acqua è una generatrice di energia e anche un fonte economica, perché chi produce energia poi deve versare dei canoni, e questi canoni da alcuni anni rimangono interamente nella provincia di Belluno. Credo che sia un passaggio positivo. Non incassa più la regione, non incassa l'ente provincia. E poi c'è un'altra ricchezza, lo dico io, non sono un tecnico del legno, ma uno vede che siamo circondati da boschi, e poi sentire dire che noi lo importiamo dall'estero, è uno che per la signora Maria dice: ma com'è possibile? Se siamo in mezzo a boschi, abbiamo boschi dappertutto. Poi viene Vaia, che genera una quantità di legno enorme, 2.700.000 metri cubi di legname, e noi lo importiamo dall'estero. La signora Maria si fa delle domande. Io mi faccio delle domande, ma ho imparato un po' a conoscere le motivazioni di questo nel corso di questi anni, anche perché su questa tematica di spingere su questa che è una risorsa del territorio, ho avuto l'onore di essere coinvolto negli anni addietro da un caro amico che dopo è stato anche conosciuto, è stato il senatore Paolo Saviano, recentemente scomparso, che lui invece sì, era un tecnico del settore, mi ha coinvolto, ma spiegandomi tutto quello che sta dietro a queste motivazioni che la signora Maria può sapere e non sa. Allora, all'interno di questo contesto, per cercare di, come dire, c'è scritto qui, a servizio delle filiere corte, di accorciare la filiera, no? Se produco qua, consumo qua, no? Sembra una cosa banale, però banale non è. Ma è chiaro che da parte nostra l'interesse, quando dico da parte nostra, da parte della regione, non può che esserci ed esserci a pieno, perché tutto quello che è garantire un sostegno al territorio è evidente che non può che stare tra gli obiettivi di un ente come quello della regione. Da dove si parte? Si parte da vari fronti, alcuni sono stati ricordati. È stato citato prima il tema della strategia forestale nazionale. Io sto facendo una braccia di ferro col Ministero.
stato anche accusato di tener bloccato il provvedimento in Commissione Agricoltura e Foreste della Conferenza Stato-Regioni, che viene preceduta peraltro dall'evento, coordinato dall'evento dal collega Canè, perché io sto cercando di fare in modo che nelle politiche nazionali ci siano dei fondi che siano destinati per una volta prevalentemente ai nostri territori. Quando dico nostri includo tutto il nord Italia, ma non perché faccio un ragionamento egoistico, ma semplicemente perché io ho la delega all'ambiente, tanto per tanto esempio, e noi siamo in condanna europea per le polveri sottili. E allora se una delle, come dire, degli elementi di contrasto all'inquinamento dell'aria e ai cambiamenti climatici è anche quella della forestazione, io ho detto al ministro, scusami ministro, il problema questa volta, per una volta, non è al sud, è al nord, il problema ce l'abbiamo noi, siamo in condanna europea, noi regioni del nord, e quindi se lo Stato vuole fare una politica non può basarsi su dati storici, deve basarsi, non possono fare un riparto e il Veneto ha l'X% di foreste, quindi di dopo. No, la politica è pensare avanti e sviluppare. Se al nord c'è necessità di sviluppare una forestazione controllata, gestita e che dia poi un ristoro al territorio, credo che la strada sia quella di non fare la fotografia dell'attuale, dividere i soldi in maniera aritmetica, a fare un ragionamento che vada oltre. E su questo sto facendo perché a fatica sono riuscito a coinvolgere le altre regioni del nord, però è una quantità che ritengo importante perché ovviamente le risorse sono necessarie, no? E questo è quello che riguarda la partita nazionale. Per quanto riguarda la partita territoriale, c'è stato accennato anche il tema del fatto che si sta cercando, il dottor Dell'Acqua ha già fatto degli incontri come il Diretto Agricoltura, che è una nostra emanazione, è un braccio operativo della Regione, per cercare la costituzione di consorzi per favorire questo processo. Sappiamo tutti che non è facile, no? Perché se no sarebbe già stato fatto. Io avevo un datore di lavoro che mi diceva, quando gli dicevo questa è una cosa difficile, io ho assunto perché se no mi sarei arrangiato. E questo è un tema particolarmente difficile, no? Perché si parte dal codice civile e si arriva giù, no? La facilitazione territoriale, non si sa chi è, insomma, le imprese che hanno una dimensione, insomma, il tema è complicato. Però io credo che ci sia la possibilità di spingere in questa direzione. E allora ho fatto tutto questo ragionamento per arrivare a dire che non potevo mancare oggi, perché nel momento in cui c'è un'associazione importante del territorio che non solo mi invita a un evento, dicendo va vieni all'evento, ascolta quello che diciamo e poi dopo insomma mi dici qual è il tuo parere. No. C'è un'associazione che mi invita e che dice noi abbiamo prodotto una cosa che va in questa direzione, che ha portato a questi risultati e che è, come dire, lo vedo un punto di partenza, non un punto di arrivo, no? Noi di qua siamo arrivati, quindi stiamo dimostrando, di regione, stiamo dimostrando che noi ci stiamo mettendo del nostro per cercare di superare quei 1000 ostacoli che ci rendiamo conto noi stessi che ci sono, a partire da noi, dai nostri associati, ma poi dagli enti pubblici, un po' da tutto. Allora, credo che questa spinta in avanti non possa che essere, come dire, colta con favore e con il massimo sostegno che si possa dare. Ora, io ovviamente credo che questa iniziativa, con i numeri che ho visto prima, non possa che dire una cosa, che se si spinge in questa direzione possono esserci dei riscontri interessanti. Riscontri interessanti che non possono che andare meglio, non vedo il motivo per cui possono andare peggio. E allora, se questa è una base di partenza, non possiamo fare altro che, sia direttamente come regione, ma sia soprattutto con il braccio operativo che è Veneto Agricoltura, che credo che dal punto di vista tecnico possa dare adeguato supporto, anzi sono sicuro dai confronti con il condutore dell'acqua, in una fase operativa, anche con un supporto poi
della regione, no? Dal punto di vista delle strategie, delle risorse, eccetera, credo che possa essere un po' la sintesi e partire da lì. Non partire perché siete già partiti, ma agganciarci a questo e insieme fare un percorso che possa portare a questi benefici. Io credo che questa sia una grande sfida, però è una sfida che uno dobbiamo vincere, perché se non vogliamo le sfide del nostro futuro, allora è veramente un problema. È una sfida che dobbiamo vincere e soprattutto che dobbiamo fare insieme, perché credo che se il percorso è difficile, ma se tutti spingono nella stessa direzione, i risultati possano assolutamente arrivare. Poi ragioneremo strada facendo, cioè cosa ha funzionato e cosa no. Come tutti i progetti, come tutte le visioni future, è normale che si parta in una direzione e poi ci si aggiusti nel corso del tempo, si sistemino le cose che funzionano un po' peggio e che vengano, come dire, orientate. Però se c'è la volontà di tutti, io credo che si possa ottenere un grande risultato. Se noi riusciamo a ottenere anche parzialmente il fatto che quei dati di prima siano invertiti, ripeto, chiaro, sarebbe impensabile non dire vabbè, allora facciamo più autarchia, quello che produciamo qua lo usiamo qua, sappiamo perfettamente che questo sarà impossibile, ma invertire la rotta, invertire quella proporzione, cercare di, come dire, far ricadere sul nostro territorio quanto più possibile questa risorsa che noi abbiamo, che è una risorsa naturale, che si riproduce da sola, che una volta utilizzata torna di nuovo. Abbiamo parlato di vaia, stiamo parlando di incendi, ma poi gli alberi tornano, la natura fa il suo corso, è una risorsa inesauribile che nessuno può portarci via, è un po' come le Dolomiti, il turismo, sì, possono rubarci dei turisti per un periodo, ma le Dolomiti per fortuna non è che possono delocalizzare da un'altra parte. Ecco che allora dobbiamo trovare una formula per sfruttare nel senso nobile del termine, no, perché poi non vorrei che qualche ambientalista mi dicesse che vogliamo distruggere tutte le foreste, eccetera. Anche qui sottolineiamo un aspetto: l'estensione delle foreste in Veneto è in crescita, no? Chi abita in città spesso dice si sta disboscando dappertutto. Non è così. Si taglia meno di quella che è la nuova crescita di ogni anno, ma non un po' meno, un quinto, un terzo, un quarto, stiamo parlando di questo. Ecco che allora abbiamo veramente l'opportunità di gestire, però va gestita questa cosa, no? Il bosco, se non è gestito, può diventare controproducente, chi abita in montagna lo sa, può generare problemi dal punto di vista idrogeologico, pure questa delega, può generare problemi dal punto di vista dell'igiene, chi entra nelle case, cioè genera tutta una serie di aspetti. Quindi lui fa la sua parte, la natura genera il bosco, ma poi dopo dobbiamo essere noi a indirizzarlo, a gestirlo. Come? Io sono sempre stato a favore dell'iniziativa privata, quindi è evidente che ognuno deve fare la sua parte, no? Il privato deve fare la sua parte, l'ente pubblico deve accompagnare il privato e in una sommatoria di comportamenti che vanno tutti nella stessa direzione, io credo che questa possa essere una grande opportunità. Non aggiungo altro, io poi dopo sono sempre in contatto con il dottor Dell'Acqua, quindi procediamo anche in quella direzione e andiamo avanti. Io credo, ripeto, che questo possa essere un punto di partenza e sicuramente non un punto di arrivo. Tante grazie all'assessore perché è stato veramente esaustivo e anche ci ha aggiornato sulla situazione, e poi le sue parole di conforto e di stimolo per questo progetto non possono che farci veramente tanto piacere. Nel frattempo che ha parlato l'assessore siamo riusciti a attivare anche il collegamento con l'altra testimonianza del comune di Lusiana Conco e abbiamo l'assessore Ronny Villanova che ringrazio se ti do la parola. Grazie. Sì, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, però abbiamo avuto un problema di connessione. E porto i saluti dell'amministrazione comunale di Lusiana Conco a tutto il pubblico. Noi siamo qui, diciamo, per testimoniare quella che è la nostra esperienza in merito al portale del Legno Veneto.
Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, insomma, fino dagli albori. È un portale che è di fondamentale importanza per quel che è la necessità di mettere assieme la domanda e l'offerta di legname, e soprattutto di legname del nostro territorio, della filiera veneta del legname. Tanto più in questo periodo in cui abbiamo avuto un susseguirsi di eventi atmosferici avversi a partire da Vaia 2018, ma il nostro comune è stato colpito anche la scorsa estate da un'altra tromba d'aria che ha provocato altri 7-8 mila metri cubi di legname schiantato. E questo diventa un problema, nel senso che piazzare questo legname, queste grosse quantità di legname nel mercato non è proprio semplice con gli strumenti a disposizione dell'amministrazione. In questo senso il portale ha aiutato tantissimo, perché ovviamente è uno strumento, come dicevamo prima, che mette in correlazione domanda e offerta. È molto semplice da utilizzare, però permette, come è successo nel nostro caso, ad esempio per gli ultimi lotti venduti, noi in quest'ultimo periodo abbiamo venduto 9 lotti di legname per un introito di 400.000 euro, quindi introiti importanti e quantità di legname importanti che diversamente sarebbero stati difficili da vendere. Abbiamo venduto addirittura a delle imprese da Mareno di Piave, insomma, quindi dall'altopiano di Asiago a Mareno di Piave, insomma, sono 2 passi, ecco, diciamo così. E è importante, tra l'altro, che a proporlo sia proprio e a realizzarlo, diciamo così, siano proprio l'unione tra le camere di commercio, no, del territorio e le associazioni di categoria, perché sono quegli enti che svolgono la funzione di raccordo tra la pubblica amministrazione e le imprese, perché ricordiamoci che per poter vendere il legname deve esserci sì da un lato, diciamo, no, la presenza della pubblica amministrazione che è proprietaria di boschi, eccetera, ma dall'altra parte l'attore fondamentale è quello delle ditte, insomma, che hanno la necessità di acquisire il legname. Per cui per noi è un'esperienza sicuramente positiva. Ripeto, i metri cubi di legname che noi abbiamo venduto sono stati tanti. È uno strumento semplice che noi speriamo possa diventare veramente un elemento per creare una vera e propria filiera del legname del Veneto, per cui noi invitiamo tutti ad aderire a questo portale che, ripeto, è gratuito nei confronti di tutti, per cui la nostra esperienza è sicuramente positiva, senza ombra di dubbio, insomma. E altro non c'è da dire, insomma. Grazie Assessore, gentilissimo per il collegamento. Non so se hai ricevuto l'applauso. Sì, grazie. Vi ringrazio e mi scuso ancora per il ritardo, insomma, ecco, scusateci. Nessun problema, siamo riusciti lo stesso, grazie. Grazie. Approfitto questo che è qui con noi anche per invitare qui a raggiungermi il dottor Luca Calzati, direttore di CIFORT, perché è uno dei promotori forti di questo progetto e quindi credo sia importante la sua testimonianza sul intervento. Grazie. Grazie a tutti i presenti. Io sono veramente soddisfatto perché di fatto sono stato il promotore di questa iniziativa, perché comunque, ricordiamoci, è un'iniziativa finanziata dal piano sviluppo rurale della Regione Veneto con una misura, la misura 16, che è una misura particolare, che finanzia l'innovazione e la ricerca del settore agricolo e del settore forestale. Questo progetto parte ancora nel 2016, quindi una prima fase di innovation brokering, per poi svilupparsi in una vera e propria progettualità che è durata 3 anni e che va a concludersi. No? Quindi un'iniziativa incredibile che parte dal basso, cioè dalle necessità del territorio, dai soggetti che proprio partecipano, i portatori di interesse, che dovrebbero e che si sono assunti questa responsabilità di rivitalizzare una nuova filiera, sfruttando un'occasione strepitosa, a mio modo di vedere, perché questo finanziamento al 100% è veramente un'occasione straordinaria. Ecco, io dico che sono veramente soddisfatto di vedere un riscontro così significativo, un interesse da parte di quelli che sono i proprietari di foreste. Ricordiamoci che questo è un servizio per gli enti pubblici, per i
comuni proprietari di foreste, che hanno la possibilità di poter appaltare in maniera trasparente e aumentare gli introiti della vendita del legname. È un'opportunità anche per le regole, per le unioni familiari, è un'opportunità anche per i proprietari privati, perché come è il caso del portale Legno Trentino, anche il singolo proprietario privato può diciamo, presentare il proprio piccolo lotto, la propria piccola quantità, ma è la somma di questi contributi che alimentano la filiera. Vi posso anche evidenziare che a seguito della tempesta Baia, come diceva anche l'assessore, ci sono stati degli sconvolgimenti dal punto di vista del mercato e dei prezzi incredibili, un susseguirsi quindi di rialzi e di crolli, no? Adesso questa situazione incredibile che è venuta a crearsi a livello europeo comunque ha generato una richiesta di legname straordinaria. Voi, io vi dico, come consorzio di imprese boschive, sono stato contattato da diverse segherie a livello nazionale del centro-sud Italia che cercano legname e che sono disposti a pagarlo anche in maniera profumata legname veneto. Allora io dico, è chiaro che il portale va a servizio prioritariamente di una filiera corta, ma noi saremmo anche soddisfatti che questo legname andasse a servizio della filiera nazionale, perché comunque è una risorsa per il territorio, per le imprese. È chiaro che punteremo ad avere imprese boschive, segherie che lavorano in Regione Veneto, comunque nel Veneto. Però è straordinario il fatto che questo legname rimanga in Italia e le segherie del centro-sud non andavano alla ricerca di legno da ardere o biomasse per fini energetici, cercavano legname da opera. Questo è incredibile. Allora io dico, è uno strumento eccezionale, costruito quindi con un finanziamento pubblico del piano sviluppo rurale, un esempio di ottima valorizzazione di queste risorse che arrivano dalla comunità europea e dal contributo anche della regione, e quindi ci auguriamo che questo portale abbia un futuro roseo nell'interesse complessivo di tutti gli attori della comunità. Grazie. Grazie. Direttore di CIFORT. Bene, abbiamo concluso gli interventi, grazie a tutti i relatori che sono intervenuti, credo sia stato di notevole interesse. Un ringraziamento ancora particolare all'assessore Bottacci che appunto si trova ad affrontare delle emergenze molto più importanti e è qui con noi comunque, e un grazie a tutti voi che avete partecipato e diffondete il portale. Grazie e buona serata.